Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa prima edizione di TG Sicilia. I titoli del nostro telegiornale. Il legale della Saguto chiede la scarcerazione della giudice per motivi di salute. L'ex magistrato di sorveglianza del Tribunale di Palermo, arrestata ieri dopo la condanna per corruzione per la Cassazione, ha gestito in modo clientelare i beni confiscati alla mafia. Incendi nel Messinese, la pioggia concede una tregua, cominciata la conta dei danni nelle zone più colpite, evacuate 150 famiglie. Per la regione è confermato, si faranno 2 termovalorizzatori a Palermo e Catania, c'è il no di Legambiente. Intanto abbandonare la spazzatura per strada, anche i sacchetti, diventa un reato penale. Chi lascerà in giro piccoli rifiuti pagherà una multa. Catania, nell'ex palazzo di cemento a Librino, 96 famiglie sono di nuovo senza ascensore per l'ennesimo guasto. Lo sfogo degli inquilini: sono molto anziani, disabili e cardiopatici. Pallavolo, esordio della Saturnia in Superlega. Ai nostri microfoni il palleggiatore Orduña. Questo è il campionato più difficile al mondo, lotteremo per conquistare la salvezza. Ancora ben trovati a questa prima edizione di TG Sicilia. Apriamo il nostro telegiornale con la vicenda che riguarda Silvana Saguto, l'ex magistrato di sorveglianza del Tribunale di Palermo. Il suo avvocato chiede la sospensione della pena per motivi di salute. La giudice è stata condannata per corruzione con sentenza definitiva dalla Cassazione. Il servizio è di Manlio Viola. Sospendere la pena per Silvana Saguto perché le sue condizioni di salute sono incompatibili con il carcere. È l'appello dell'avvocato Ninni Reina, difensore dell'ex magistrato, all'indomani dell'arresto disposto dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Caltanissetta. Per la Saguto si sono aperte ieri sera le porte del carcere del Pagliarelli, così come per il marito Lorenzo Caramanna, che dovrà scontare 6 anni e 1 mese. La giudice è stata prelevata dai finanzieri in una clinica ed è stata condotta in carcere nonostante il ricovero risalente a 3 giorni fa, legato sembrerebbe a un grave stato di depressione. L'ordine di arresto è stato emesso dopo la sentenza della Corte di Cassazione, che sembrava aver rinviato il carcere per tutti i 4 imputati principali del processo. Secondo la Procura Generale di Caltanissetta, invece, le parti della sentenza annullate dalla Cassazione sono residuali, così come i ricalcoli di pena che dovranno essere fatti. In nessun caso si potrà scendere sotto i 4 anni e dunque scatta l'arresto per esecuzione pena. Questo riguarda la giudice, la cui pena da scontare è 7 anni e 10 mesi per corruzione, il marito che dovrà scontare 6 anni e 1 mese, gli ex amministratori giudiziari che la magistrata avrebbe favorito in cambio di regali e denaro, Carmelo Provenzano e Gaetano Cappellano Seminara, che hanno avuto combinate pene rispettivamente a 6 anni e 8 mesi e 7 anni e mezzo. Nel carcere di Rebibbia si è costituito il professor Carmelo Provenzano, mentre l'avvocato Gaetano Cappellano Seminara si è costituito nel carcere di Bollate. Ma la battaglia legale non finisce qui. L'avvocato ha fatto subito ricorso anche contro la decisione della Corte di Caltanissetta, contestando la ricostruzione della pena fatta dalla Corte d'Appello. Secondo l'avvocato potrebbe esserci un riconteggio della pena ancora più sostanzioso e quindi non scatterebbe di conseguenza l'arresto, così come era sembrato subito dopo l'emanazione della decisione della Suprema Corte. La pioggia delle ultime ore sta dando una mano in provincia di Messina, dove gli incendi ormai sono sotto controllo anche per l'incessante lavoro dei vigili del fuoco. È cominciata nelle zone più colpite la conta dei danni. Ce ne parla Francesco Triolo. È arrivata la pioggia sulla fascia tirrenica, che è stata ovviamente interessata dagli incendi di questi giorni, e chiaramente la pioggia ci dà una grande mano. La pioggia delle ultime ore è stata un'alleata preziosa. Gli incendi che hanno devastato ettari di territorio della provincia messinese si stanno spegnendo per i lavori incessanti dei vigili del fuoco, uomini della forestale e della protezione civile, anche per le condizioni meteo in miglioramento col vento di scirocco che sta dando una mano. La notte è stata veramente devastante, davvero devastante. Fiamme altissime, dimensioni del fenomeno veramente incresciose. È andata bene per i cittadini innanzitutto, è andata bene anche per tutti i soccorritori che lavoravano. Questi giorni sono stati i peggiori di tutta l'estate. Abbiamo avuto già altre 2 emergenze incendi a luglio e a settembre, ma questa sicuramente è quella che ha lasciato maggiormente il segno.
ma adesso è il momento anche della conta dei danni e così nel pomeriggio il direttore responsabile della protezione civile regionale Salvo Cocina e il responsabile della protezione civile di Messina Bruno Manfrè hanno incontrato il sindaco di Villafranca Tirrena, uno dei comuni più colpiti dagli incendi delle ultime 48 ore, per fare il punto della situazione. Danni ingenti per i terreni coltivati ma anche per le abitazioni danneggiate, si stanno preparando le ordinanze di sgombero per le case che sono state distrutte dalle fiamme ed è previsto un censimento di tutti i danni che i residenti dovranno inviare. Le altre situazioni più difficili si sono registrate a San Pierniceto, Condro, Gualtieri, Gioiosa Marea, soprattutto a San Pierniceto in Contrada Serra le fiamme si sono estese per tutta la vallata arrivando sino alle abitazioni e moltissimi residenti hanno dovuto abbandonare le proprie case, 25 le abitazioni distrutte o semidistrutte, circa 150 le persone evacuate. Anche a Gioiosa Marea alcune abitazioni e un villaggio turistico sono stati raggiunti dalle fiamme. Buone notizie sul fronte medio perché le condizioni atmosferiche dovrebbero cambiare velocemente con il vento di ponente che dovrebbe sostituirsi nelle prossime ore allo scirocco con un importante calo termico. Adesso parliamo di rifiuti. La Regione conferma il sì ai 2 termovalorizzatori che saranno realizzati nel Catanese e nel Palermitano. Si oppone, come sempre in questi casi, gli ambientalisti, in questo caso Legambiente. Ci racconta tutto Eva Spampinato. Un dibattito lungo una vita che potrebbe risolversi, almeno sulla carta, con un parere entro poche settimane. Palermo e Catania potrebbero ospitare 2 termovalorizzatori, 17 su 18 delle società di servizi di rilevanza regionale, le società consortili per azioni che si occupano del servizio di gestione integrata dei rifiuti, hanno dato il parere positivo. Legambiente invece si scaglia contro a favore di impianti industriali per il riciclo. Sulla gestione dei rifiuti in Sicilia arriva il nuovo annuncio da parte dell'assessore regionale all'energia e ai rifiuti Roberto Di Mauro. Abbiamo immaginato per le zone ad alta densità abitativa come Palermo e Catania la realizzazione di 2 termovalorizzatori, spiega, ma ci confronteremo con chi è di parere contrario come Legambiente. Il percorso del termovalorizzatore di Catania si dovrebbe definire, almeno per la parte che riguarda il parere della Commissione Tecnica Specialistica della Regione Siciliana, entro il mese di ottobre. Occorre fare in fretta, spiega ancora l'assessore Di Mauro. La prossima settimana inizieremo il percorso per il piano dei rifiuti. Ci vorranno 45 giorni per le osservazioni, poi l'esame delle osservazioni si redige, a conclusione l'iter d'aula. Sarà necessario indicare gli indirizzi dell'impiantistica e i processi di natura industriale da seguire. Sea Energy SRL, la società della galassia Alfa Acciai, aveva già presentato mesi fa la sua idea di termovalorizzatore, un impianto enorme, il più grande della Sicilia, capace di trattare circa 550.000 tonnellate di immondizia all'anno. La sua costruzione è immaginata non senza perplessità nei pressi dell'Ikea, alla zona industriale di Catania. E intanto l'abbandono dei rifiuti è diventato reato penale, denunce e maximulte per chi non rispetta le regole. I siciliani sono soddisfatti, ma c'è chi dice che siamo comunque in ritardo con queste misure. Francesco Alò. La carta va con la carta, la plastica con la plastica e l'umido con l'umido. Ma che significa? Pierpaolo ha introdotto la differenziata. E il piatto di plastica? Prima lo lavi e poi lo butti! Nell'ora legale di Ficarra e Picone, come nella realtà, non tutti però cercano risposte su come conferire bene i rifiuti. Così c'è chi la differenziata non la fa proprio e abbandona i rifiuti per strada. Adesso però per gli incivili scattano la denuncia penale ed una multa da 1.000 a 10.000 euro. Ci voleva, perché in effetti le strade sono troppo sporche. Speriamo che la fanno funzionare questa legge, perché sarebbe giustissimo. È giusto punire quelli che lasciano la monnezza, è giusto. Con una modifica del testo unico ambientale, abbandono e deposito incontrollato di rifiuti da parte di privati cittadini diventano quindi reato penale. Prima scattava solo una sanzione amministrativa, ora non è più così. Era un'idea che dovevano avere prima, ora siamo in ritardo. Ormai... Perché? Perché ci siamo abituati ad avere la spazzatura in giro per la città. Sarebbe anche bello tenere pulita una città. Chi getta un fazzolettino, una cicca di sigaretta o qualcos'altro di piccolissime dimensioni incorrerà soltanto in una multa. Le misure contro chi sporca ci sono e sono sempre più stringenti. Bisognerà capire però se le telecamere installate per beccare gli incivili siano funzionanti e soprattutto vanno aumentati i controlli. Ma serve più che altro un'educazione
a cominciare dalle scuole, dalle famiglie. Siamo degli eterni maleducati, quindi la spazzatura è qui e dappertutto. Si dovrebbe fare qualcosa, ma prima bisognerebbe educarci di nuovo. Come secondo lei? Non lo so, bisognerebbe nascere di nuovo. È una soluzione, insomma, radicale. A Librino, nell'ex palazzo di cemento, 96 famiglie sono rimaste di nuovo senza ascensore per l'ennesimo guasto. Ai nostri microfoni lo sfogo degli assegnatari, tra di loro ci sono anche diversi anziani, disabili e cardiopatici. Data per noi Emanuela Corsi. Siamo segregati, o esci e riesci a salire e scendere 200 scanini, oppure rimani segregato in casa. Esplode di nuovo la rabbia tra i residenti dell'ex palazzo di cemento nel quartiere catanese di Librino. In questo edificio di 16 piani vivono 96 famiglie rimaste di nuovo senza ascensori, dopo l'ennesimo guasto. Pochi giorni fa 2 ragazzi sono rimasti bloccati dentro questo ascensore che si è fermato tra 2 piani. Qui dentro sono rimaste 2 persone chiuse mentre prendevano l'ascensore e voi le avete liberate così? Sì, praticamente sì, e per fortuna, tra virgolette, sempre per fortuna, che erano 2 persone che potevano muoversi, perché qui dentro più del 40%, stiamo parlando di invalidi, gente con sedia a rotelle, gente con patologie serie. Sono circa 500 le persone che vivono qui, tra queste anziani, invalidi e cardiopatici. Il 2012 mi hanno messo il cuore artificiale e il 2015 mi hanno cambiato il cuore. Lei deve pensare che mio marito come minimo scende 3 volte al giorno perché c'è i bambini che vanno a scuola. Come si deve fare? Mia figlia a 12 anni è stata operata di cuore perché ha la stessa malattia del padre. Oggi ce n'ha 16, ma è sempre cardiopatica. Non si può stare così completamente. A telecamere spente c'è una signora che ci racconta di vivere con 2 figli disabili, uno dei quali costretto a muoversi su una sedia a rotelle. Senza ascensore, vivono segregati in casa. Lei è disperata? Io sì. E nessuno la sta aiutando? Ma completamente. La disperazione è tanta, in attesa che si intervenga per risolvere il problema in maniera definitiva. Adesso ci fermiamo, pubblicità, e poi torneremo con un'ampia pagina di sport. Bentrovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia. Parliamo di calcio, partendo dal Catania, che oggi non può più sbagliare. Gli etnei inseguono la vittoria contro il Taranto al Massimino. Tabiani si gioca molto del suo futuro e per questo ha in mente alcuni cambi nell'11 titolare. Ci racconta tutto Marco Carli. Nessun altro jolly da giocarsi, perché la classifica parla chiaro, il Catania è dietro, al di là della partita da recuperare col Brindisi che si giocherà il 1 novembre alle 16:15, ma intanto in mezzo a un tour de force fatto di 7 match in poco più di 20 giorni il Catania parte, anzi per meglio dire vuole ripartire dal Taranto. Al Massimino gli etnei cercano i 3 punti che in casa mancano dal 17 settembre scorso, 2-0 con il Picerno. I ragazzi hanno fatto una settimana mondiale sotto 1000 aspetti. Oggi abbiamo avuto un incontro che ci ha dato grande sostegno. Abbiamo parlato tanto e lo dico prima della partita, speriamo domani di non essere smentito, ma difficilmente quando si percepiscono delle cose ciò accade. Ho la sensazione che sia un inizio importante di quello che potremo andare a fare. Il tecnico rossazzurro deve fare i conti ancora con le assenze. Silvestri squalificato, Quaini, Deli e Rocca out. In compenso rientra Bocic che si candida per una maglia da titolare nel tridente d'attacco e si riaffacciano Chiarella e Rapisarda. Probabile Lorenzini al centro della difesa e Rizzo o Ladinetti in mediana con Zanellato e Zammarini. Quello che è più importante è che dobbiamo avere la sensazione, io, i ragazzi, voi, i tifosi, di giocare 90 minuti da squadra senza farci condizionare da qualsiasi evento viene dentro la gara. Catania-Taranto sarà come sempre seguita da Telecolor con diretta stadio. Si parte mezz'ora prima dell'inizio del match con il pre-gara e le formazioni, poi gli interventi dal Massimino e i commenti da studio fino alle interviste post-gara, più di 3 ore live per vivere insieme la partita dei rossazzurri. Con il punto di Picerno invece il Messina ha centrato il terzo risultato utile consecutivo, giallorossi a quota 10 in classifica e giovedì prossimo al Franco Scoglio affronteranno il Brindisi. Sergio Colosi. C'è tanto Giacomo Modica nel pareggio di Picerno. L'allenatore ha indovinato tutte le mosse, dalla scelta del modulo il 4-2-3-1 a specchio dei rossoblù a quella degli uomini con l'esordio dei giovani Salvo e Darini e l'arretramento di Cavallo.
Il Messina cresce, ha un'identità e ben si adatta alle assenze. Lo spirito di squadra e una buona condizione fisica riducono le distanze dagli avversari più strutturati, come è successo anche in Lucania, dove gli errori clamorosi sotto porta di Ragusa e Plescia, rispettivamente al tramonto del primo e del secondo tempo, avrebbero potuto cambiare la storia della gara. Il solito Fumagalli è rimediato alle conclusioni di Allegretti e Sant'Arcangelo. Molto contestato il rigore concesso al Messina e trasformato dall'ex Michele Mausso, criticato per i recenti 6 mesi a Picerno. Non sono il tipo di ragazzo che cerca ste cose, magari sono stato anche un po' bersagliato, ma ci sta. Sono contento per aver realizzato il rigore, che era importantissimo per noi, a prescindere sono un ragazzo tranquillo e voglio aiutare la squadra e i miei compagni a fare bene quest'annata, perché Messina è una città, una piazza che merita altri palcoscenici. Murano, 9 reti in altrettante giornate, ha messo alle spalle di Fumagalli l'unico pallone giocabile in area giallorossa, ma il Messina non è mai uscito dalla partita. Abbiamo fatto, secondo me, una grandissima prestazione, condita anche da ottime giocate, ottima qualità. Magari ci è mancato quel pizzico in più a noi, non perché sono di parte, ma meritavamo la vittoria. Giovedì prossimo turno infrasettimanale al Franco Scoglio contro il Brindisi, con inizio alle 18:30. E sulla pallavolo la Saturnia esordisce in Superlega in casa con i campioni del mondo del Perugia. Il capitano Orduña parla ai nostri microfoni e dice: vogliamo centrare l'obiettivo salvezza. Ascoltiamo in questo servizio. È tutto pronto in casa Saturnia Farmitalia. L'esordio domenica alle 20 in casa di Perugia. La squadra che detiene il titolo di campione del mondo per club non segna solo l'inizio della Superlega per la stagione attuale, ma anche il ritorno della città etnea nella pallavolo che conta, e conta in tutti i sensi, perché il campionato italiano è il migliore del mondo. Lo stimolo è molto alto, chiaramente, come dici te, il campionato italiano è secondo me quello più forte al mondo, oltre a quello della Polonia, che noi siamo stati a fare il torneo là, e la Russia. Sono dei 3 paesi dove i tornei sono più forti, però in Italia, se tu guardi le squadre, sono tutti i giocatori più forti al mondo sono qui, quindi come spettacolo, come livello è molto alto. L'argentino Orduña è da 16 anni in Italia e proprio da Catania aveva iniziato quando era giovanissimo. Adesso è chiamato a fare il meglio per una città che ha sempre apprezzato e seguito questo sport. Perugia è la prima difficilissima tappa, ma già domenica prossima si gioca al Palacatania con Cisterna, squadra che insieme ad altre rientra nel novero delle rivali per la salvezza, dei ragazzi guidati da César Douglas. Noi dobbiamo pensare settimana a settimana, sì. È l'avversario che arriva, ok, qua cosa possiamo fare? E giocare. Esatto. Però poi sulla carta chiaramente ci sono le prime 5, diciamolo così, sì. E poi guardando il roster delle squadre, credo che Cisterna, Padova, Taranto sono squadre che possono essere simili a noi, però poi non è detto che vai a giocare contro Monza, vai a giocare con Milano, vai a giocare con Verona e te la giochi alla pari. Il nostro primo obiettivo è la salvezza, giocare tutte le partite, quindi da lì in poi punteremo un po' più in alto. Il telegiornale finisce qui, adesso vi lascio la rassegna stampa curata oggi dalla collega Emanuela Corsi. Vi ricordo che l'informazione su Antenne Sicilia ritornerà più tardi alle 13:30 con il nostro notiziario. Allora non ci resta che augurarvi un buon proseguimento di domenica a tutti.